Amici di FVG Sport Channel, ben trovati alla nuova puntata di Arditiamo. Non sono Marco Lupino, come potete vedere, ma Marco Lupino ha avuto un impegno imprevisto, fatto sta che siccome sta ritardando e noi siamo graditi ospiti di un vecchio amico, abbiamo ritenuto di sostituirlo, intanto qua, dopo vedremo se lo sostituiremo anche in campo, di sostituirlo e dare inizio alla puntata. Come dicevo, siamo graditi ospiti di Nereo Gregorat, un amico di vecchia data, che ci ospita nella sede della sua società, l'Italiana Assicurazioni, società che collabora con l'Ardita fornendo servizi assicurativi ed è anche una bandiera della pallacanestro goriziana. Ciao Nereo. Ciao a tutti quanti. E niente, io sono ben contento di ospitarvi. Volevo solamente fare due cenni proprio veloci per parlarvi di questa compagnia di assicurazione che a Gorizia è già locata da diverso tempo, è una compagnia che ha più di 110 anni, quindi il suo trascorso ce l'ha, fa parte del gruppo Reale Mutua, quindi un gruppo nei primi 4 in Italia. Per essere così più veloci possibile potremmo dire che è una compagnia che è molto solida economicamente e che quindi cerca sempre di avere un target basato sulla famiglia, sulle medie e piccole imprese e quindi cerca sempre di capire e di affrontare i vari problemi assicurativi con le persone proprio direttamente. C'è stata l'Italiana Assicurazioni, mi ha chiesto tramite la direzione generale di arrivare a Gorizia sapendo che i miei trascorsi cestistici, quindi in giovane età, iniziarono proprio qui. Mi hanno chiesto di fare questa società con già l'allora agente, il signor Zavadav Mariano, e quindi da febbraio di quest'anno abbiamo fatto questa società. Siamo in via Mazzini 6, è giusto saperlo, e quindi sicuramente saremo sempre pronti a cercare di trovare delle soluzioni assicurative per tutti quanti. Bene, grazie Nereo. Penso che approfitteremo anche dell'ospite che magari ci darà anche qualche chicca tecnica sulla partita che andremo a commentare appena arriverà Marco, anche perché è giusto sentire anche il parere del pubblico. In questo caso Nereo è stato presente alla partita, appena è a Gorizia viene sempre a vederci. La partita in questione che andiamo a commentare oggi è Ardita Gorizia Venezia Giulia Muggia. Aspettiamo l'arrivo del conduttore vero per entrare più a fondo sull'argomento. Siamo sempre nella sede dell'Italiana Assicurazioni qui a Gorizia e finalmente è arrivato il vero conduttore, quindi passo la palla a Lupo e prosegui bene. Grazie Diego, scusatemi per il ritardo, però un'incombenza di shopping natalizio per la puntata era d'obbligo, insomma, e anche grazie per il conduttore Diego, perché conduttore è una parola grossa, credo sicuramente che mi avrai sostituito benissimo, no? Ah sì, penso di sì. Sì. Voto che ti dai a questo tuo prima... No, un 8 dai. 8? Sì. Grazie. Siamo qui sempre con il buon Nereo Gregorat, bandiera del basket goriziano, che per quei pochi che ancora non sapessero chi fosse, adesso ci farà una brevissima introduzione di quella che è stata la sua carriera e magari sia da un punto di vista cestistico come giocatore e anche da un punto di vista dirigenziale, mi dicono. E ci dirà anche se prima o poi lo rivedremo da un punto di vista proprio del basket vissuto qua a Gorizia, che ne ha tanto bisogno. Nereo. Grazie. Allora, cerchiamo di essere concisi, no? Come sempre, quindi per dire la mia carriera, che bene o male una ventina d'anni ho dovuto correre dietro un pallone, per cui qualcosa ho dovuto fare. Nelle giovanili dell'UGG a 13 anni ho iniziato grazie al papà di un mio amico, Mauro Ubana, quindi del papà Bruno, mi ha tirato dentro vedendo che meno male un po' di altezza c'era, mi ha fatto innamorare di questo sport e da lì poi ho corso per 22 anni dietro questo pallone.
quindi iniziando dalle giovanili dell'UGG, poi sono arrivato pian piano in prima squadra con i vari allenatori di allora che erano Riccardo Sales, e quindi ho fatto la Serie B con la promozione in A2 e poi la promozione anche in A1 con Benvenuti, quell'anno lì ero allenatore. Poi la mentalità delle società di allora erano quelle di far giocare sempre le persone più grandi, quindi noi giovani siamo stati costretti a emigrare, io me ne andai in quel di Cremona, dove poi alla fine vivo tuttora, quindi vuol dire che mi sono trovato anche bene in quel posto. Ecco, scusa Nereo che ti rubo un attimino il microfono, benvenuti, non il pugile naturalmente, perché potrebbe essere... No, ma io credo che qui a Gorizia sappiano chi è il famoso Cacco Benvenuti, e quindi fu lui poi, dopo che lo rincontrai quando lui allenò poi il Livorno, che mi disse tante volte non potevo farti giocare più di tanto perché davanti avevi gente più grande di te, quindi mi dispiace tanto. Difatti io poi vinsi sempre contro di lui apposta perché mi ricordai poi quello che fece a me, che non mi fece quasi mai giocare. Quindi io andai a Cremona, giocai 5 anni a Cremona, poi mi trasferì a Verona, feci altri 3 anni a Verona, quindi anche lì Serie B, promozione in Serie A, retrocessione immediata perché a Verona non c'era il palasport, dovevamo giocare a Padova e quindi a Padova la gente non venne mai quasi a vederci, perdemmo quasi tutte le partite in casa, quindi retrocessione. Ritornai poi nell'altra società di Cremona e da lì promozione anche lì e poi 5 anni di Serie A con grandi anche risultati, perché Cremona è una di quelle piazze dove anche tuttora il pubblico è sempre presente e numeroso. Mi avevano raccontato, sì, non così dettagliatamente la tua carriera, quindi magari non so se adesso in trasmissione o dopo ti chiederò magari un autografo con una dedica, insomma, ne avrai fatti di autografi penso, no, nella tua carriera? La penna ce l'ho, per cui sì, volentieri. E quindi questo tuo amore verso il basket, anche il basket ti avrà dato sicuramente il reciproco amore, perché è ovvio che sia così. Futuro cestistico? Allora, poi non ho finito dicendo che per diversi anni lasciato la pallacanestro, così ho intrapreso proprio l'attività di assicuratore, perché dal 91, quando smisi di giocare, poi cominciai a fare questa attività. Infatti io sono 20 anni che sono dentro e collaboro con l'Italiana Assicurazione, no? Quindi sono già 20 anni effettivamente. Circa 8-10 anni fa invece ci fu l'allenatore di allora di Cremona, Simone Lottici, che giocò con me anche ai tempi passati e insieme a un factotum, un proprietario petroliere, diciamo un po' di grandi cose, costituimmo poi... Sì, diciamo che il signor Triboldi, il dottor Triboldi fu una di quelle persone che per 15 anni portò il basket ad alti livelli e tuttora Cremona è in A1, ecco, per cui sicuramente qualcosa ha fatto. E quindi io feci anche il direttore sportivo per 3 anni, poi dopo, vabbè, come tutte le cose, devo dire che non mi piacquero alcune cose, quindi lasciai lì, ecco. Però non per questo io seguo ogni tanto e difatti quando sono a Gorizia vengo spesso a vedere l'Ardita che gioca. Infatti ti abbiamo intravisto ben volentieri nel palazzetto e appunto per questo dopo ti chiederò anche un commento sulla partita, visto che un luogo comune tra il basket che tu hai vissuto ai tuoi tempi e quello che puoi aver visto insomma nella partita, ancorché di un'alta categoria sicuramente, cosa è cambiato secondo te? Te lo tengo io il microfono perché vedo che ti piace gesticolare. Sì, bene. Ma io quello che posso dire sicuramente sono cambiate tantissime cose rispetto agli anni in cui giocavo io, e questo è evidente per anche altre persone che amano questo sport e che l'hanno visto anche nei tempi indietro, si predilige soprattutto adesso l'aspetto fisico rispetto alla tecnica. Allora io dico che io adesso probabilmente farei fatica a giocare perché mi dovrei scontrare con tutta questa gente grande e grossa che spinge e basta.
Invece una volta chi aveva la tecnica riusciva sempre a sopperire magari ad altre lacune. Deficit fisici, sicuramente. Cavallo di battaglia di Nereo Gregorat, penetrazione, tiro. Ma io lasciai Gorizia con un soprannome che non so se mi si addice molto, ma come cavallo pazzo. Per cui ho detto cavallo di battaglia, cavallo pazzo. No? Per cui questo qui non è che mi piacesse molto, no? Però effettivamente tra le mie doti erano, soprattutto sentendo poi dopo quello che dicevano gli allenatori, era proprio l'imprevedibilità, l'istinto e il talento. Ecco, cioè, quindi il tiro, il salto, queste cose qui che effettivamente anche adesso quando vedono tutta questa gente che sbaglia i tiri liberi mi dà quasi fastidio, no? Perché io bene o male anche in Serie A adesso io non so, non voglio fare tanta pubblicità, però andando anche a guardare io sono ancora tra i primi 7 tiratori di tiri liberi in Italia, per cui con la media oltre il 90%, per cui vuol dire che qualcosa funzionava. No? Se oggi venerdì 23 dicembre al Palaconi ci sarà una bellissima manifestazione con tutto il settore giovanile, noi giocatori della prima squadra giocheremo con i giovani, sarà un bellissimo avvenimento per farci gli auguri, una bellissima occasione, se hai occasione di passare ben volentieri e ti sfiderò a tiri liberi, con magari la cena in palio, perché va bene? Sì, me la metto ancora perché ho giocato l'ultima volta. Va bene, ok. Allora, nel weekend si sono giocate le partite della 14ª giornata della C regionale, penultimo turno, andiamo a elencare i risultati. Anzi, il venerdì c'è stato l'anticipo, il big match tra il Bor, capolista, ora concomitante col break, che proprio ha perso col break per 75-79. UBC Santos 73-86, Tarcento Rorai Grande, vittoria di un punto per Tarcento 67-66, Don Bosco San Vito 80-66, una bella vittoria per i giovani della Pallacanestro Trieste, Cervignano Romance 61-48, San Daniele Ronchi 90-75, Geatti Tolmezzo 67-79, Ardita Muggia 79-68, un brevissimo elenco dei tabellini, 2 su tutti, Marzetic 24, Petrovic 22. Alla luce di questi risultati la classifica prima dell'ultimo turno alla fine del girone di andata è la seguente: abbiamo il Braga e il Bor in testa a 22 punti, Tolmezzo e San Daniele che inseguono a 20, Ardita e Rorai Grande 18, Tarcento e Ronchi 16, una classifica molto simmetrica, e qui diciamo finisce la zona playoff. Nella zona invece limbo abbiamo l'UBC Latte Carso Udine con 14, Mugge e Santos 12, zona playout calda Cervignano 10, Romance 8, San Vito 8, e poi fanalini di coda sempre il Don Bosco Trieste e la Geatti Udine. Ecco, al termine della partita il nostro Alessandro Bonfanti ha intervistato giocatori e allenatori, mandiamo le interviste. (79-68), siamo sotto il tabellone con il capitano dell'Ardita Maurizio Gandolfi. Com'è andata oggi oltre alla vittoria? È andata bene, nel senso che ci sono state alcune cose positive, si vedono sempre qualcosa di positivo, si vede sempre qualcosa di positivo in una partita. Non è stata una partita molto intensa, direi, forse partita pre-vacanze natalizie, ovvero sì, neanche gli ospiti sono stati tra i più, diciamo così, agguerriti, senza nulla togliere alla loro prestazione. A parte Marzetic, che da noi è stato veramente super, ha dato 10 minuti di intensità vera e propria e ha cambiato il risultato di questa partita. Il risultato è cambiato nel terzo quarto quando avete dato un'accelerata, in questo caso di controcanto, però gli ultimi minuti vi siete veramente rilassati? Ripeto, così? Sì, direi proprio di sì. Non ci è stata data una grandissima mano neanche dal pubblico, se mi posso permettere. Abbiamo bisogno veramente di più calore. Questa è una richiesta che io faccio nella speranza che il pubblico appunto sia veramente presente. Vogliamo portare molta più gente, ma che faccia vero tifo, vera passione per questo sport. Adesso siamo arrivati a Natale, a questo punto come classifica è come te la aspettavi all'inizio campionato? C'è qualche recriminazione, almeno da parte tua, per qualcosa che è mancato?
Ma no, direi che c'è stata un'evoluzione nell'ambito di questa annata cestistica. Siamo partiti con una squadra, direi, di giovani, a parte il sottoscritto, con determinate ambizioni. E in corso d'opera ci sono stati dei cambiamenti, abbiamo preso dei giocatori di altre categorie, diciamo così, e quindi stiamo ingranando, siamo a 4 punti dalla vetta. Mi sembra che il Breg la condivida col Bor, quindi siamo nelle primissime posizioni, quindi zona playoff, direi che va bene così. Diciamo che quest'anno non si va su direttamente, quindi bisogna comunque arrivare ai playoff in forma. Esatto, questa è la cosa più importante. Il campionato è lunghissimo, abbiamo bisogno di arrivare al top verso marzo e aprile, diciamo così, e quindi è una cantina aperta, si dice, un cantiere aperto, insomma, no? Stiamo veramente lavorando per portare tutti quanti ai massimi livelli in quel periodo lì. Insomma. Si finisce l'anno con una vittoria. Coach, com'è andata? Abbiamo visto un terzo quarto da favola, però un finale un po' giù di tono, forse rilassamento in vista del Natale? Ma credo che siamo stati abbastanza rilassati già nei primi 2 quarti, facendo fatica soprattutto in attacco più che in difesa. Forse 34 punti concessi a loro sono un po' troppini. A 4 minuti dalla fine avevamo concesso solo 22 punti nel terzo e quarto quarto, poi un po' di relax c'è stato, anche perché un po' abbiamo fatto giocare chi di solito non ha molto spazio, e soprattutto credo che una volta che siamo arrivati a più 25 ci siamo un po' rilassati tutti. Giustamente, però ho visto nel finale il coach dare qualche ordine di giocare un po' meglio. Ma sì, perché alla fine queste partite, se tu le prendi sotto gamba, anche se sei più 25, proprio come Ardita noi abbiamo vissuto degli episodi abbastanza particolari. Credo che non bisogna mai sottovalutare l'avversario, quindi non giocando era prevedibile che loro rientrassero. Allora io preferisco giocare un gioco, magari sbagliare un tiro alla fine, però continuare a costruire, perché serve come allenamento, insomma. In questo caso un punto bianco e un punto nero, diciamo il positivo e il negativo di questa vittoria. Intanto sottolineiamo che è una vittoria. No, io direi che il punto bianco sicuramente è l'atteggiamento che abbiamo avuto soprattutto nel terzo quarto, grazie a, secondo me, una verve importante di Marzetic, che però ha trascinato un po' tutta la squadra. E il punto nero proprio alla fine, che abbiamo un po', usiamo il termine, sbragato troppo, però credo che ci stia, anche perché forse eravamo abbastanza rilassati con la testa già al Natale, quindi insomma va bene così per oggi, dai. Siamo arrivati alle feste, la squadra è dove la pensavi, coach? C'è qualche recriminazione o comunque va bene così? Ma io credo che dall'inizio dell'anno noi avevamo un progetto, adesso in corso d'opera è cambiato. È ovvio che ci avrebbe fatto piacere avere semplicemente 2 punti in più, se poi li vogliamo andare a prendere dalla partita persa con Geatti o piuttosto quella col Brega, a me va benissimo, però credo che 2 punti in più sarebbero giusti per la nostra classifica. Fai gli auguri di buone feste, dai. Auguri a tutti quanti i telespettatori, buon Natale e buon fine anno e nuovo anno. Gabriele Pais, oggi com'è andata, diciamolo? Ma bene, abbiamo faticato forse più del previsto, siamo usciti fortunatamente bene nel terzo quarto con una faccia diversa, più tosti, più grintosi, abbiamo fatto subito un buon break e siamo riusciti poi a gestire la distanza che abbiamo creato nel corso della partita, anche se siamo andati negli spogliatoi molto prematuramente, purtroppo per noi. In realtà, come abbiamo detto anche nelle altre interviste, c'è stato, diciamo, un blackout o comunque un prepararsi alle vacanze natalizie in anticipo. Sì, chi aveva già la testa in spogliatoio, chi pensava a far segnare i compagni più giovani, chi a giocare per sé, ognuno con la sua motivazione. Purtroppo non abbiamo più giocato di squadra, cosa che ci aveva portato a fare bene i primi 3 quarti. 3 tempi avete giocato superbamente, nel terzo poi è stata veramente l'accelerata. Qual è stata l'arma in più? Io penso soprattutto l'intensità, siamo entrati con una faccia più tosta, con molta più grinta, nella pausa abbiamo organizzato il loro attacco alla zona e abbiamo trovato degli spazi molto importanti sia vicino che lontano a canestro e ci hanno portato a varie conclusioni con fallo e canestro buono, realizzazioni pesanti con Marzetic che ci hanno portato a un allungo penso decisivo. Il coach cosa ti direbbe sulla tua partita secondo te? Bene all'inizio e molto male alla fine, quando si trattava ormai di organizzare, far giocare la squadra. Non ho fatto del mio meglio, ecco, ma i primi 2-3 quarti penso sufficiente. Fai un augurio di buone feste ai tifosi dell'Ardita. Auguri a tutti, buone feste, felice anno nuovo e speriamo di vedervi sempre più numerosi.
ancora qui ad Arditiamo per l'ultimissima puntata del 2011, presidentissimo Diego Fazzari, che possiamo dirle che insomma dopo Galliani nel calcio con l'acquisto probabile di Tevez, leggo Marzetti 24, Petrovic 22, due colpi buoni insomma. Sì, di fortuna alla fin fine, no? Perché ce li ha portati in palestra Mattei e a dire la verità siamo cascati bene, adesso vediamo, penso che forse basta colpi, vediamo, sul play guardia, vediamo se c'è da cambiare qualcosa. La pivot, ok. Riguardo la partita, penso una vittoria insomma meritata, agli amici del Venezia Giulia Muggia che magari ci guardano non se la prenderanno, prova di sostanza, forse nei primi due quarti abbiamo avuto due tentennamenti diciamo di troppo, poi il terzo quarto si sono viste insomma delle belle giocate, no? Ci siamo anche divertiti. Ma sì, penso che hai già fatto una sintesi perfetta, insomma, secondo me i primi due quarti siamo stati un po' soft, forse inconsciamente sapevamo di essere superiori, secondo me abbiamo giocato un po' col freno a mano tirato, dopo la strigliata del coach negli spogliatoi, il terzo quarto la squadra è entrata in campo con tutto un altro piglio, abbiamo fatto mi pare un parziale di 21-2 che insomma di fatto ha chiuso i giochi, no? Quindi insomma sì, direi bene. Quindi anche per quest'anno possiamo dirlo ufficialmente, credo, coach D'Amelio mangerà il famoso panettone natalizio. Anche quest'anno è arrivato al panettone, se l'è meritato, perché adesso al di là degli scherzi secondo me sta facendo un ottimo lavoro, perché comunque pur adesso avendo inserito anche questi due nuovi giocatori comunque non ha perso di vista l'obiettivo, che oltre a quello di tentare di vincere il campionato anche quello di far maturare, far giocare il più possibile i giovani, soprattutto i meno giovani dei più giovani, cioè Basile, Pais e Zuliani hanno sempre ottimi minutaggi e stanno crescendo, anzi a me sembra addirittura che il fatto di avere vicino adesso altri due bravi giocatori in più addirittura sia per loro uno stimolo a far sempre meglio, quindi insomma, merito, sì, bravo Beppe, bravi ragazzi. Sì, anche diciamo, il coach coraggio o comunque risultato della partita quasi acquisito, stanno trovando spazio anche Giannesini e Vassallo, che comunque è un motivo di grande soddisfazione sia per loro che per noi che comunque ci vedono compagni di squadra. Certo, vedo che talvolta insomma, le butta in campo anche secondo quarto, quindi anche momenti... Giannesini specialmente. Specie Giannesini, perché è un ruolo un po' più, forse anche un po' più semplice rispetto a Vassallo, no? Rispondono bene, perché Matteo si sta mettendo bene in luce, insomma, dimostra di avere faccia tosta, di non avere alcun timore reverenziale, e quindi insomma, sì, non posso che applaudire al lavoro del coach. Certo. Prossimo appuntamento 2012? Prossimo appuntamento 2012, iniziamo il 6 gennaio con la trasferta a Ronchi, un derby che andrà in onda sugli schermi di FVG Sport Channel, quindi iniziamo subito con una partita complicata perché a Ronchi è sempre stata per noi difficile, no? Un derby che sentiamo, quindi sarà importante non rilassarsi troppo durante le vacanze, continuare a lavorare e speriamo insomma di portare a casa altri 2 punti. Una befana con caramelle dolci, insomma. Lo lasciamo a Ronchi. Poi naturalmente la partita per la diretta vi invitiamo alla polifunzionale di Vermigliano per Ronchi Ardita, poi per la differita in televisione il giorno seguente, il sabato 7 gennaio come sempre sui canali di FVG Sport Channel, lo ricordiamo, il 113 per il Friuli Venezia Giulia, il 189 per il Veneto. Nereo, sempre ormai bandiera, ti chiamerò bandiera, presente in palazzetto, il tuo commento, penso che sei d'accordissimo con Diego con quello che ha detto, qualcosa che